Noi si sposas il 26 giugno del 76, cioè un mese e mezzo dopo il terremoto. E si sposas in un prato davanti a tende al predi. Avevano deciso di sposarsi lo stesso, anche se il momento era veramente brutto. Non era più ciò che avevano desiderato, per esempio, di sposarsi in domo, di avere tutta la cerimonia, invitarsi, insomma. Per me specialmente era un sogno sì, di fantata, insomma, così infranto, che mi è restato sempre un tic queste robe che mi è mangiate, no? Comunque si sposasse e vi festeggiate sempre al Prato, a chiesa me, i colleghi assieme di Telecom e sono venuti su di Udine, hanno portato la torta, hanno portato i pasticcini, mio padre ha tirato fuori il salame, il formaggio, il vino, che era abbondante. E dopodiché, che giornate lì, in ogni caso, è venuto una scossa che non sa un tic disinfesteggiato e di sera non sono accompagnati a Udine, tutti col treno, sono venuto sul treno e si partì così allo sbaraglio, senza avere una meta proprio, si fermasse a Vegnesi perché ormai era mio gegnotto a dormire. Il di dopo è tornato al treno e si lanciò a Cassio, a Rimini si smontasse e lì è vinchiata una pensione e vinchiata in questa pensione tantissime int che non sa proprio accolto come fradici, ecco. E anche proprio questa int che era lì non sa invitata dal loro paese, in Umbria, che vi mantenuto l'amicizia anche dopo 40 anni siamo anche in contatto. E dopo si torna su e si non svegli preparato al Pra, di fuori di chiesa me, una tende rosa. E sì, mi stato lì, sapeva che le robe, siccome l'appartamento che avevamo preparato noi, i nostri alloggi, hanno l'era lesionato, perché l'era andata bene, e il mese di agosto in pratica si las dentro, ho provato là dentro, anche se pieni di paura perché scossava sempre alto. E dopo, fin anche dopo in settembre, sì, alle tornate, in che volte è stata veramente la disperazione, perché non era fin sì, al dispiacere, proprio non si sapeva che fare, nulla là e tutto, e lì dopo, si stava anche avendo fortunato, perché è stata prima in pensione, dopo è stato un signore a offrirci l'appartamento a Lignan, e dopo, siccome lui lavorava a Udine e non era con gli orari tanto bene, la SIP gli ha dato un appartamento a Udine e lì è attaccata a portare io i mobili. Sì, di che requisiti. Lì è attaccata a portare io un po' di mobili, tutto accatastato, perché era piccinino, e dopo i vestiti e tutti i lenzuoli, tutte le robe così, portate in un condominio di sia amici, sempre, i divani, una banca, insomma è tutto un caos di robe portate a orca e là. Dopo di lì il 31 di marzo si va a vedere sì, o torna su te sbaracchi, che erano pronti, o se no lui alla Relaiu aveva ieri schiampato il trasferimento a Glemone che aveva dato un mese dopo il terremoto, ma logico che lui in che volta non lo ha accettato e così dopo ci parudin attorno tutto il dia e ci ha dato un altro appartamento, portato io tutto il resto dei mobili che era un bel appartamento grande e vi rinunciate baracche per poter dare a altri perché sì, che avevano bisogno e si instasse un tic fra virgolette stupidi perché potevano benissimo tenere come che l'hanno tenuto dettagli che erano fuori perché esattamente un mese dopo la SIP gli disse tu puoi slare le monete così decidi e allora è il mese di lui e mi deciduto in pratica vi detto la nostalgia era tanta di tornare su e stare insieme, cioè venivi su la sabato e la domenica, ma tornavi io sempre. E insomma, abbiamo deciso di tornare su. E si torna su le baracche
e vi stato in pratica 4 anni dove te baracche perché qui in Puartis prima si erano iscritti a una cooperativa a Vencion parlata al centro storico e dopo è venuta fuori la storia appunto di Puartis che aveva di essere spostato questo paese perché lì non era possibile e hanno attaccato a lavorare che dove in cooperative si poteva unirsi e attaccare a fare privatamente che non si poteva aspettare al pubblico e allora sono attaccata anch'io a sì scrivevo Madonna e Cassù sbaracchi seduti veniva sempre attaccata là a queste riunioni finché anche proprio ti viene deciso di fondare queste cooperative che si partisse in 27 c'è la interrettan diffidente logico una roba nuova no? Allora in che sera dal 6 di mai io sono venuto a chiesa dal lavoro e c'è nato e sono andato io a l'amorose a Vencion perché io sono di Puartis e di Vencion e sono andato io a Vencion e a l'amorose e siccome erano giornate tanti alde e i disegni erano anche stufi delle giornate che votavo io dico resti a chiesa Tomo perché se noi là a Vencion mangiamo gelato normalmente non si inglas e quindi si resta a chiesa e si salvas perché si era in tal centro di Vencion non sai ogni modo si sta lì e è venuto il terremoto è venuta la prima scossa e vi sentite in un tic ci sono là come che diceva sempre anche Menone mi diceva sempre di stare attento perché dopo di una scossa poi veniva un'altra anche più forte non è che finito con te e così e vi la seconda più forte che non arrivava in stata fuori le chiese è tutto un fisco con la televisione partiere plus tutto un fisco si è stata fuori le chiese qualche busato partiere dal Prat e quando si è quietata un po' la roba io avevo pensato di tornare a chiesa me per vedere di memoria che avevo memoria Menone Puartis chiaramente allora mi sono chiappato su e vincero di partire che aveva la macchina e non si passava verso un statale che era in Maceris figli di Corinto e tutto e vi quindi poi la macchina attraversava P e vi dato una persona che veniva in su con la macchina e nos ha dato un passaggio fino in Puartis si è arrivato in Puartis passando tra Misli e Maceris e si è arrivato a un certo punto che era dai Moars e un uomo che conoscevi gli ho domandato se aveva altri memoria di Menone e lui mi ha detto e sono salvis e sono fuori al paese allora io sono venuto in davanti e ho chiesto memoria dalla mia strada qui voi sparate che mi aspettava ho chiesto memoria di Menone che era in vivis dopo allora a Trent i miei parenti che si era fuori al paese allora dopo il problema era di tornare a Vencion a portare io cioè lì la macchina si arrivava a passare per mettere dentro in macchina a dormire gli anziani, no? Le persone anziane allora si intorna su che viene dato un con un Porsche pensi sempre targare Bologna che ci ha dato un passaggio un'altra volta di Puartis fino a Vencion io è restato dai siei io ho chiappato la macchina e sono arrivato a tornare su perché avevano liberato un po' la strada e sono tornato in Puartis e ora metto la macchina a disposizione che entrare in mare Menone tutti i femminis e io sono stato lì io mio cugino mio zio e tutti che si era lì e lì passavano i militari con i camion si sbuttavano giù le scovertis e volgiassi su così perché non sta lì allora io premetto che tornando su vengono diverse int e domanda non veniva tanti c'è che è succeduto in Dulac che è succeduto questo terremoto e non dicevano è succeduto in Germania noi sentiamo pas così più leggeri allora cosa la via che è succeduto perché chi sta succeduto così che si sentiva come una classe monte non si sapeva bene ecco la roba che era proprio l'epicentro dopodiché in che sera lì durante la notte e sono arrivati dei giornalisti di diversi stadi che erano a Cortine che era bruciato un albergo loro sono venuti su che hanno sentito di questo terremoto e non hanno detto loro che il terremoto aveva colpito che zona qui e difatti sono venuti su sono fermati a domandare a fare queste interviste così e 2 o 3 vie pegnotte ecco
di lì vi capito che la roba era grave, era chi. In che sera, verso le 2-3 di Pegnot, si è fermato un giornalista di stampa di Torino, che era venuto io appunto di Cortine, e mi ha intervistato, domandandomi la che era stata e tutto, e ho contato tutte le storie che ho appena accennato, che era stata demorosa e così, e che era arrivato a tornare su, a chiattare che era vivo in mare e menone, e come sono fatto tutte queste interviste qui. Dopodiché si nascondevano tutte la gnotta a ghiaccio così, e chiaramente vedendo Frannis e Clas venire in montagna in continuazione, e scossi continui, si era lì a domandarsi cosa poteva anche moglie si muerto, cioè perché non si arrivava a sapere, perché uno diceva una roba, uno diceva un'altra, erano tutti così, magari ingranditi, così non si era sicuro, dice che si veniva a sapere, ecco. Però una volta che si è saputo che noi avevamo i parenti tutti vivi, era già una tranquillità. Dopodiché la si installa chiesa scolari, sono, ecco. L'anno in davanti, il di dopo, a Binore si latta via di me chiesa, che era in Chimosù. Era in Chimosù, esternamente, però ho veduto la mettiamera, che siccome ieri la mettiamera era il pasore di un porticato, e sprofondate, aveva due in pratica immobili, mettiamere, l'armaron, la scrivania, tutto quanto, per una stretta. E lì ho recuperato i documenti, passaporto, carta d'identità documenti, e disegno tutto ciò che poteva avere in queste cassellins, e viene recuperato, e la macchina fotografiche che aveva un ruling su. E ho fatto foto, ciò che poteva fare, gli attori che di Abinore, ecco, subito. Io disegni avevi in chiamare una scrivania con un scaffalotto, e lì avevi tutta la mia roba, passaporto, i dischi sono las di rosse, era tutto rotto, io ero appassionato di dischi. E allora, siccome quella lì, te strette, también di classe, era che roba, io avevo la macchina fotografica e l'ho edit, ho fatto la foto sia lì a Ie e mia madre, che sia da che è proprio là che si va via San Roque, là che si sta, che si distrae, ieri sta lì di fronte. La che si va via San Roque. La proprio di Dio. La che è il boscutto, come la che è il boscutto. E mi si girati a fare la foto lì che non è chiara proprio là da Iuli. E la stretta è la che resta, insomma. In che sera, dopo che è ritornato a chiesa, sì, lui era tornato su dai suoi, io sono stata, ieri è stata ogni la statale, per cui la prima roba si è fermato il traffico. Perché erano i mures ai lati del statale, no? Che come non so, le dove qualche tocco. E era in collassione, per cui impedivano di là in davanti. E attaccata arrivava là in tapit, che l'aveva su, che l'aveva giù, clamante, gli entravano e domandavano, proprio sulla strada, tante spaventate. E sai che mio padre aveva attaccato a offrire di bevi, urlava la sgnappa, cioè così parlassi su. Era int che aveva attraversato il tagliamento perché a Rio Blanc si era rotta la strada, era proprio un sbalzo e non si arrivava a venire in davanti, e sono lasciato il tagliamento, venuto su per il tagliamento, dopo saltato fuori circa lì di scasermi, salì d'ogni di noi. E l'avevano a Viodi, a Vencione, l'avevano su, erano di muecce, insomma, io ho avuto queste chiusole di queste int che l'aveva, questo polvar che non si vedeva nulla, e io sai dove che avevo le tremarelle, io sai di aver bevuto schnappe io, perché sì, era un momento così, a un certo punto di tanti altri che era, in che sera lì mi ricordi, che ieri con la couverte peschine, che avevi freddo. E insomma, dicono che sì, io ieri un po' sviert, ieri avevo un disegno, non era pericolo. E comunque si sentiva sempre che classe che veniva giù di rocce, e tutto questo fumarone, questo colore dal cielo,
tra il giallo, il rosso, insomma una roba un tic, insomma, che faceva pensare, non si sapeva bene che era succeduto, che poteva essere, e insomma il di dopo abbiamo avuto un tic di shock, insomma, tutti, non sapeva che era, che non era. In più il dì dopo abbiamo fatto un altro grande spavento, là di me, perché noi essendo una chiesa di isolate, l'Inter è già stata ingromata un ticcario blanco, no? E disin era in passato con l'autoparlante a avvisare che del SNAM, che dal gas, e l'avevano a sfiattare il gas, no? Per evitare che magari scoppiasse. Però non lo sapevi. A un certo punto abbiamo sentito questo grande sibilo, una roba che non lo vedi verso il tagliamento, una grande colonna bianca. Una grande colonna bianca si salta fuori, un rumore indescrivibile, sembrava che venissero i limoni. Una colonna di fumo. Sì, come fuori un vulcano. La prima che ho... Dal Simeone rimbalzava di là, verso l'Edis e tornava qua. Insomma, non si sapeva, noi eravamo disperati. Si attaccata a cori, io e Messur, si attaccata là, si arrivava su fin sulle marsuri, e mio padre nos diceva che paesi che avevano i gelsi, no? Che paesi intorno al murar, che tenessi intorno a un albero, che come aveva un altro, no? E insomma, che era l'estate il secondo grande spavento, che dopo, alla finita, quando l'ha voluto, e dopo abbiamo saputo che era, però è stata un'altra botta proprio, sì che non si è fatta. Dicevo che ero anch'io l'idea, che di, ero tornato mesdì una, e stavo mangiando minestre di latte. Sì. Che mio padre aveva le vacche, la minestra per e in tutte che robe lì, che chi, e sono schiampato tutti, sono rimasti in due lì. Ti lasci in muso la fine del mondo. Si credeva veramente che fosse un vulcano che buttasse fuori l'acqua, così che il di dopo. Che sapevi non provare? Ieri un bel po' fu così che non sapevi e ieri proprio. Ecco, comunque dopodiché è attaccata tutta la trafila. Allora, la prima notte, come che vi ho detto, è stata così con le cuvierti speschene all'aperto e non si andava a dormire sicuramente. La seconda sera, ieri a Vencione, era l'idea, e là sta a dormire sotto un supermercato che era subito di sotto, come in pizzerie lì. Però lì era un supermercato fatto di... lamiera. Di prefabbricato, ecco. E si era un grumdin lì sotto, tutti con i radiolini a sentire le novità. C'è che dicevano, c'è che era seduto in là, così lì si rendeva conto. E già a binore de prime luci dall'albe si attaccata via di autocolonni di militari austriacos che erano già qui, che passavano io per statale. Questa è stata la prima notte. Dopodiché io mi sono tornato a staccare, la seconda sera sono tornato su, in Puartis, e io ho dormito per qualche giorno in un camion, che era in una decina di noi che dormivo in un camion. Finché hanno fatto una tenda i militari fuori di chiesa dato che ieri chiesa non è al centro storico, però i fur, quindi aveva anche un tolto di prato davanti, una braide, noi hanno fatto una tenda di chiesa grande lì, e la sua famiglia, io e una famiglia vicina, erano due che dormivano in questa tenda, erano in 12-13. E vi sta lì per rivestire. E tuo mare e tuo nonno? Sì, allora mio nonno era in un ospedale, perché l'aveva interato fu per un balcone e si era increnato da questi, quindi era in un ospedale. Mia madre, siccome mia madre aveva SURS a Padua, e il arrivatore también di la vie. Sì, io sono di Vencione e sono arrivata su in Puartis di lui a Chiarin Moros, quando facevano anche le fiestutis, la sagre, in cosiddetta del mese di agosto, anche a Sant'Osef, che era fissa ogni anno, era in biele, importante, e dicono che
il periodo estivo era che il proprio più biel, più vivo, no? E una caratteristica che è sempre notata in tutti, sia giovani che anche più in davanti, qui anni, questa vicinanza, la che era prima parti, questa vicinanza col tagliamento, che in di Stato era frequentantissimo, cioè il tagliamento era il punto, anche i francesi che arrivavano, era il loro ambiente, ecco, e stavano anche tutto il giorno lì, e tutta la mularia, tutti i frutti, sì, sempre il tagliamento, a contatto ogni giorno, sia per camminare, per esplorare, per fare i tuffos, in un poco, in l'altri. E che anche le generazioni dopo, veramente, dopo che si venuto dal paese nuovo, io ho veduto che tengono tanto all'animo. Certo, quando era il paese laggiù, era in più a diretto contatto, bastava smontare di una stradutta e era lì. Era tutta un'altra ambientazione. Comunque, dicono che a chi, non so se mi va in avanti. No, di tornare a dire che a Vencioni, in realtà, quelli di Vencioni non riescono a fare col flow. No, Vencioni no. Per esempio a Vencioni, sì, te Vencionassi e forse io mi ripensi di essere là qualche volta, ci avevi anche dei amici che mi chiamavi, però pur io si indogno anch'io, a me non ho mai avuto questo legame, ecco, invece sta qui anche come è come un'attrazione, questo flump, no? Di là, sì, di sta bene, ecco, di Joldilo, ecco, questo flump. Puartis era come un capoluogo, perché in pratica avevano le scuole, io ho fatto tutte le elementari, si aveva scuole tutto il dì, cioè a Binore era per il mese si aveva feste lì e la domenica. Erano le scuole, era tanta int, perché in pratica forse il doppio degli abitanti che sono comodi, e dopo avevano il calzolaio, il chialiar, avevano due ostaries, due botteghe alimentari, si fermavano in due corrieris, in pratica di due ditti diversi, di due linee diverse. Si veniva in Udine, una lava Resi, una lava Tumiec, dopo erano le rivendite di giornata, ai bar, allora il Gazzettino, il Messaggero, in pratica era il campo di bocce. Allora disegno un po' di tutto che come non vi proprio andiamo perché non arriviamo a portare in davanti neanche nei negozi alimentari. Ogni modo era più vita disegno. Come che diceva la mia femmina, dal tagliamento si lavava io e aveva un campo di ballon, si chiappava le sorelle, si faceva tuffos, disegno, l'istata era così. D'inverno, quando veniva la montagna, a servire per un'altra roba, veramente. Si lavava a recuperare le gnampe. Per far fuoco a chiesa, che dopo se lo metteva a suare fuori di chiesa, ognuno si faceva il suo gruppo e si portava a chiesa le gnampe. Close. Quindi, dicono che il tagliamento non serviva per diversi robi, ecco. La vita, i giochi che si avevano noi, che a volte lì, i giochi di frus, erano diversi tipi di giochi, però di tutte robe umili, purtroppo in che volte lì, io giocare dagli anni 60, 70, 60, quindi siamo un gruppo in daur, come sono robe smenteali, però insomma la vita di paese era un gruppo diverso di come non vi nelle televisioni e computer, si era più affiatati insieme, come insomma più solitudine, pensi, ecco. Dopo con i sagri che si faceva, come che aveva accennato ieri, si aveva attaccato a fare i sagri dal mezzo del paese, all'interno del paese. Ben si intende, dopo dal 1960, abbiamo avuto che ci hanno liberato un po' il traffico, perché hanno fatto la variante esterna, perché prima passava tutto il traffico per Puartis.
La statale. E lì quasi ogni sera si inchiastrava in il cambio, da stretto. Quando hanno fatto la variante, dopo si intus più liberi, perché finché a volte un chiarifrutto era mare che bisogna fare passare la strada per la giuria che vanno di là. Cioè, insomma, non era il traffico unico, ma era il traffico, ecco. Solo che dopo, quando hanno fatto la variante, si intus ben più liberi, la strada si deve recuperare per giù, ecco. E dopo si avanti, quindi anni 60 70, e dopo sì, con il terremoto, alla serata di queste robe qui, il paese, io ho vissuto sempre qui, quindi posso dire che mi sembrava più a sorelle che lì, io voglio dire che è più luminosa, ecco la chiere, sarà forse perché eri più giovane e si vede le robe tutte più belle con che si frus, però insomma la vita è così e viene accettare chi viene, ecco, però non lo viene smentato il paese. Una volta venuto a stare qui, è chiaro che non viene smentato il sito dal paese vecchio, anzi, i residenti che erano in prima al paese vecchio, ogni dì elavano, perché avevano l'orto, che avevano la bestiolta di violi, gli alini, si tornava laiù. Dopodiché bisogna dire che dal paese vecchio erano restati i cimiteri, anche se la iglesia è colata, quindi là a dare un saluto ai nostri vecchi non si rinuncia, quindi si è continuato a frequentarlo. Tuttora è diverso che torna laiù a frequentarlo in momenti diversi, però è sempre un tornare un po' in da qui anni, però subito dopo allora proprio dato che è 1 chilometro anche per arrivare allora come la talort gli si di chiesa qui di chiesa nuovis la talort che era il paese di prima o la che era la chiesa prima l'idea origine disin clareton l'idea requars. Quindi non è che ce l'ho abbandonato, anche se passando forse a se me abbandonato, però io dico come di mio personale, ma i vedo che anche diverse altre da paesi che erano originari lì e sono sempre lì, che state in vier, che state di stato, sempre lì, o tagliano un ramazzuto, o così o là, sicuramente per non smettere e per i quarti che si vede. Sì, io disinchialando così, sì, che non conoscevo insomma tutte le persone quando sono arrivate qui, e io devo ogni dì, quando l'aveva vencione, che ho il panno c'è, e io devo sempre che svecchius con la bicicletta o con il barellin alla giù e facevano le loro ore laiù, dopo tornavo in su e qualche volta che tornavo giù al dopo misdì. Avevo spunto dall'orto, dagli alini, so anche proprio dai tanti diatus che laiù avevano fatto vari colonie, no? Perché venivano abbandonati, dopo prolificavano, allora qualche dunque all'ave tipo lì, all'ave io apposta dove parlare di mangiare i diatus. E aveva il box, là che aveva la chiesa prima, aveva 4 robe dentro, insomma, come tutti gli altri. E allora sempre in questo richiamo che io capisco perché che in che l'anno al terremoto quando è succeduto avevano fatto una vita lì avevano un appartamento una chiesa nuova così anche se vicino però non era mai la loro la che era sempre stata no? Per cui allora queste attrazioni sempre verso il paese, i murs resta suo, no? Ci siamo riuniti a novembre, adesso non mi ricordo se abbiamo fatto più di una riunione per spiegare, perché la gente era molto diffidente e non capiva come poteva esserci questo, diciamo, maneggiare tutti questi i soldi che dovevano arrivare, vedere i progetti delle case, varie robe, no? E
Comunque, tramite appunto questo architetto, insomma, che ci è stato vicino, ha portato delle persone, insomma, abbiamo costituito la società il 15 di dicembre del 78 con un numero di 27 soci fondatori. Un numero esiguo in rapporto, diciamo, a quelli che potevano essere i nuclei familiari, no? Tante persone erano anche sole, va bene. Poi c'erano i nuclei che erano già sistemati nelle case ANA, che erano quelli più numerosi, che avevano bambini piccoli o cose, per cui quelli, diciamo, erano sistemati lì. E dopo, diciamo che abbiamo iniziato a vedere che tipo di costruzione poteva essere adottato. Allora c'erano due progetti, uno piuttosto sul moderno, tipo Villa Schiera, cosa così, e poi questo proposto dall'architetto appunto Pirzio Biroli, più diciamo con la fisionomia delle case che c'erano una volta e anche con l'obiettivo di non fare tipo condomini, cioè ognuno cercare di dare a ognuno la propria diciamo, come si dice, entrata di casa, come era una volta, attaccati uno all'altro, per ognuno con la sua entrata, no? Possibilmente dove era possibile, e anche nella disposizione, se uno era vicino al paese vecchio o un altro, poteva scegliere: vuoi tornare a abitare vicino a lui? Cioè anche con quel criterio lì siamo partiti così. E diciamo dopo appunto sono state le riunioni per mostrare, far spiegare, e è stato deciso di adottare questo sistema di paese con queste case diciamo a schiera, però tipo paese non moderno, ecco, tipo paese di una volta più. E da lì dopo hanno cominciato a aderire un po' alla volta tutti, no? Perché vedevano che la cosa stava andando avanti e che più eravamo e meglio era per partire, per dare anche sì, in appalto i lavori e tutto il resto, no? E comunque siamo arrivati a 54. E lì siamo andati avanti, quello è il primo lotto. In pratica sì, sono stati tanti problemi, comunque a fine 81, a dicembre 81, c'è stata l'inaugurazione del paese, per cui dalla costituzione della cooperativa in dicembre 78, 81, mettiamo che avevamo cominciato nel 79 a lavorare, a dicembre 81 è stato inaugurato il paese e nel frattempo si sono aggiunti altri per un'altra schiera, che è quella non con l'impresa, la prima impresa, perché quella purtroppo è scappata da noi e ha finito i lavori giusto in tempo e dopo è fallita. E dopo l'altra è stata affidata a una impresa di qua e hanno fatto altri, in pratica siamo arrivati a 80 soci dopo, perché dopo altri hanno costruito, essendo iscritti alla cooperativa, avevano un incentivo sul contributo del terremoto del 5%, e tanti che hanno comprato il terreno hanno fatto diciamo la casetta per conto proprio e hanno avuto qua nel paese hanno avuto la possibilità di avere questo, per cui erano anche quelli soci, erano tutti soci, ecco. C'era molta diffidenza, sempre paura, specialmente i più anziani, paura di imbrogli, di non vedere le cose coi propri occhi, delle persone, chi si fidava, chi non si fidava, e chissà così, chissà colà. Sì, non è stato facile, ecco, convincere, poi sempre lì a chiedere e a controllare, perché sì, venivano qua a vedere come andava sulla casa, dopo magari, siccome l'impresa sì, era fatta di diverse squadre che venivano, si scambiavano, allora magari
è successo che hanno sbagliato magari di mettere un camino in più, uno in meno, hanno fatto un muro invece un altro, insomma. Purtroppo la situazione era quella, non è che avevamo dato il tempo, i soldi erano proprio a filo, raso, perché c'è qualche casa che è stata ricostruita, tanto era il contributo dello Stato, tanto è costata la casa, cioè a pari, senza nessuna differenza. Se uno non ha chiesto niente, diciamo di diversi, chi ha chiesto qualche metro quadro in più lo ha pagato, chi ha chiesto una piastrella diversa da quello che era proposto dal prezzo lo ha pagato, cioè, però diciamo sempre tutto perché c'erano tante persone che non si potevano permettere, no? E pur di dare un tetto con l'impresa siamo stati proprio sempre a filo. Poi c'è stato anche un periodo che veramente credevamo di andare a picco perché siccome abbiamo pagato sempre l'IVA su tutto e dopo invece c'era la legge che diceva che non dovevamo essere esenti per tutte le robe di edilizia, di costruzione, quindi avevamo diritto al rimborso e il rimborso non arrivava, erano tanti milioni. E per cui lì si sono interessati il presidente Jesse e Pituelli Valerio, hanno dovuto andare giù a Roma a vedere, insomma, di smuovere questa situazione e insomma ce l'hanno fatta e siamo riusciti se no non so come andava a finire, lì veramente sì, posso capire anche tutta la diffidenza o la paura anche di queste persone perché ci mettevamo in una cosa grande perché insomma in fin dei conti sono stati maneggiati 2 miliardi di lire, cioè da persone che non avevano chissà che competenze. Sì, eravamo tutti un po' così alle prime armi come esperienza sì. E allora comunque qualcuno è stato più contento, qualcuno meno. Alla fin fine, insomma, per quei tempi che erano e come diciamo si stava svolgendo un po' la ricostruzione dappertutto, possiamo dire di essere stati fra i primi a entrare nella casa, anche una casa diciamo di tipo prefabbricato, però solida, è un nuovo tipo di costruzione che siamo andati a vedere, a visionare a Fontana Fredda dove c'è un villaggio proprio fatto così, perché quella volta era una cosa innovativa anche il cappotto esterno che non esisteva, adesso ormai ce l'hanno tutti, ma quella volta era una novità, no? E noi sì, è stato fatto così, è stato scelto di fare così. E comunque, è andata così. Allora, la persona che, diciamo, ha contribuito a fondare la cooperativa, che è stata sempre presente e, diciamo, conosciuta nel paese, è stato il presidente Giovanni Battista Jesse, persona molto seria e anche diciamo riflessiva e insomma che ha sempre controllato ogni cosa, non ha lasciato niente al caso e penso che anche per questa persona molta gente si è diciamo avvicinata senza nessun problema, sì, credendo nelle sue capacità per cui a lui diciamo sì, va in merito diciamo di tutta la gestione della cosa e dopo naturalmente al promotore che è sempre stato vicino a Pituelli Valerio e tutto diciamo il consiglio di amministrazione che diciamo quando facevamo le riunioni noi mettevamo al corrente, spiegavamo e loro sì, ci consigliavano più o meno e diciamo approvavano quello che si faceva o ci davano consigli e
E insomma la cosa insomma, è andata avanti per tanti anni, perché ci sono voluti 10 anni prima di di fare lo scioglimento della cooperativa, e dopo messa in liquidazione ci sono voluti altri 3 per sistemare un po' di cose, sempre burocratiche più che altro. Comunque sì, non è stata una passeggiata. E possiamo dire di essere arrivati alla fine con un credito IRPEF e IRPEC, mi pare, di 4 milioni, quasi 5, e li abbiamo devoluti al CRO di Aviano, per cui non c'è stata nessuna perdita e siamo, diciamo, contenti di aver chiuso così questa esperienza di vita.